Amici sportivi amanti del futsal, buon pomeriggio. In diretta dalla TM Arena di Tombolo sta per iniziare l'incontro valevole per la 22esima giornata del campionato di Serie B Girone B. Si affrontano la TM Gran Giorgione in maglia bianca e il Bissuola alla vostra sinistra in maglia blu. Le squadre sono schierate sulla linea laterale per entrare in questo momento in campo con l'inno del futsal. Bissuola terzo in graduatoria con alle spalle Rovereto, un solo punto. TM undicesimo che alle spalle il Gefema ha un solo punto, ma entrambe le formazioni vogliono guardare in alto. Le formazioni che si giocano molto in questa gara per il proseguio in questo sprint finale del campionato di Serie B. Gli arbitri sono il signor Gianluca Moser di Trento, Rosi Sansostri di Paola, Davide Baldo di Conegliano. Il sorteggio a centrocampo dei due capitani, Garcia André e Meo per il Bissuola. Alle riprese, al commento, alla regia per Futsal Veneto TV, Enrico Guidotti, Andrea e Michele Di Giambattista. Ne approfittiamo per invitarvi ad iscrivervi al nuovo canale YouTube Futsal Veneto TV. Molte partite in programma, tra cui quelle della TM Gran Giorgione, e buon futsal a tutti. Formazioni delle squadre: il Bissuola presenta col numero 2 Pietro Boscolo, col numero 4 Alessandro Meo, col numero 7 Andrea Nalesso, col numero 9 Sebastiano Pinato, col numero 10 Carvaglio, col numero 11 Rex Epai, col numero 13 Gianmarco Chia, col numero 14 Guido Secchieri, col numero 23 Gabriele Azzalin, col 24 Daniele Calgaro, col 26 Lorenzo Pace, con il numero 70 Giacomo Marton, mister Nicola Paglianti, capitano Alessandro Meo. TM Gran Giorgione con il numero 12 Alessio Costantino, col numero 1 Yuri Pegorin, col numero 3 Alberto Toso, col numero 5 Francesco De Vivo, col 6 Silva De Oliveira, con l'8 Garcia André, col numero 9 Mattia Vettore, col numero 11 Flamingo Giata, col 12 Nicolò Baron, col 23 Gianmarco Massarotto, col 24 Steven Zannoni, col 25 Davide Nadir, mister Thomas Bragagnolo, capitano Garcia André. Tutto è pronto qui alla TM Arena, ore 16 in punto, 18 marzo 2023. Ha inizio la gara valevole per la 22esima giornata tra TM Gran Giorgione e Bissuola. Attendiamo il fischio d'inizio che avviene in questo istante, via alle ostilità per questa sfida. TM Gran Giorgione, dicevamo, undicesimo in classifica con 5 vittorie, un pareggio e 13 sconfitte, 53 gol fatti, 94 subiti. Bissuola terzo in graduatoria, 12 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte, 77 gol fatti, 56 subiti. All'andata finì 8-2 per i veneziani. Bissuola, quartiere di Mestre, con una buona tradizione nel futsal anche a livello giovanile, pure la TM con le sue formazioni che sono la base per la prima squadra che gioca appunto nel campionato di Serie B. In possesso palla il numero 70 Marton, poi il pallone che viene dato all'indietro per Calgaro. Non può toccare Calgaro il pallone, quindi c'è un calcio di punizione dal limite dell'area per la TM Gran Giorgione. Subito una ghiotta occasione per gli uomini di Thomas Bragagnolo a un minuto poco meno dall'inizio della partita. Si era spossessato del pallone Calgaro, poi non poteva riceverlo all'indietro, un suo compagno gli ha servito la sfera
per evitare che il pallone finisse in rete ha dovuto intervenire, ma ora c'è questa punizione a 2 con Zannoni e Garcia André vicini, posizionata la difesa del Bissuola, chiede la distanza a Garcia André, il tocco, la palla dall'altra parte e il gol dell'ATM Gran Giorgione. Dopo neanche un minuto di gioco, il gol dell'ATM Gran Giorgione, il gol di Nicolò Baron, 1-0 TM. Bissuola che si è fatto un po' sorprendere in questo inizio gara, c'è stato un errore di regolamento, diciamo così, e ne ha approfittato l'ATM battendo bene la punizione di seconda dal limite dell'area e portandosi in vantaggio. Segniamo dunque il gol di Nicolò Baron dopo 50 secondi di gara. Già il secondo errore di passaggio del Bissuola, tutto oro colato per la TM che deve e può approfittare del momento. Garcia André per Baron, la finta di Baron, il passaggio per Mattia Vettore, Garcia André, passaggio per Baron che questa volta non aggancia lui la sfera, servita anche precisa, ma il pallone è passato sotto le gambe nel tentativo di stop probabilmente con la suola per guadagnare un tempo di gioco. Carvaglio, c'è il fallo di Vettore, la spinta di Vettore, il calcio di punizione per il Bissuola, secondo fallo della gara. Alla battuta Andrea Nalesso, ora in posizione di pivot, manovra la sfera il giocatore più avanzato del Bissuola, si allunga sulla destra Marton, l'intervento di Costantino Alessio salva la porta dell'ATM. Calcio d'angolo dunque per il Bissuola, pallone messo fuori per Alessio, poi è il tiro di Marton improvviso. Un altro intervento della difesa dell'ATM che sbroglia la situazione, pericolo però per la difesa di casa. In avanti ancora il Bissuola con il numero 11 Rexem Hai, poi la finta e controfinta che finisce per far perdere momentaneamente il pallone a Carvaglio, poi la sfera termina fuori e la rimessa in gioco sarà dell'ATM. Rimessa laterale dunque, pallone che attraversa tutto il campo in un triangolo. Garcia André chiede palla al suo compagno di squadra Zannoni, la sfera termina a lato. Marton, Carvaglio, pressato Carvaglio, costretto a servire di fretta. Marton supera il suo avversario Baron, poi c'è un intervento scomposto di Garcia André, giusto il calcio di punizione, ha frapposto il corpo nella corsa lanciata del suo avversario. Calcio di punizione per il Bissuola. 2 minuti e 52 secondi di gioco, 1-0 TM, qui alla TM Arena di Tombolo. Alla battuta del calcio di punizione, il numero 7 Nalesso con vicino il numero 70 Marton, è Marton che prova l'azione solitaria, l'intervento di Vettore gli ferma la corsa, prende il pallone, la mette in rimessa laterale che sarà battuta dallo stesso Bissuola con Alessandro Meo,
all'indietro per Andrea Nalesso. Bissuola avanza Nalesso, il bel intervento difensivo e il pallone che voleva servire Baron, intervento di Zannoni, numero 24 della formazione di casa. Passaggio per Baron intercettato, ancora Baron va a pressare Rekshehai e guadagna la rimessa laterale la formazione ospite del Bissuola. Nalesso cambia fronte di gioco, serve il capitano Meo, ancora Nalesso per Meo, lotta all'altezza del centrocampo, questa volta non c'è fallo su Marton, la rimessa in gioco è della TM. Garcia André, Zannoni, Baron, André gioca con passaggi veloci la TM nella fase difensiva. Garcia André, su di lui Marton, Zannoni, Baron, Vettore, Garcia André, bel disimpegno della TM che però non supera la metà campo, lo fa in questo momento con Baron, azione solitaria di Baron, si mette in proprio, mette al centro, un po' troppo morbido, facile la risoluzione del centrale difensivo della Bissuola, però rilancia lungo e mette probabilmente in rimessa laterale o sul fondo, rimessa laterale. Alla battuta Jata, la spinta subita da Vettore che poi caparbiamente va a contrastare e riconquistare il pallone, un 3 contro 1, il contrasto di Meo sbroglia una situazione complicata per la sua squadra, un 3 contro 1 infruttuoso in questo caso della TM che ha avuto la possibilità di raddoppiare, l'ultimo passaggio è stato intercettato, il contrasto del Bissuola ha impedito la finalizzazione del 3 contro 1. Garcia André per Jata, Zannoni, sfera che termina fuori, rimessa laterale Bissuola, il punto di battuta è sbagliato, c'è il cambio, palla, decisamente fuori, distante dal punto dove aveva indicato l'arbitro, la battuta del Bissuola, quindi c'è il cambio palla, Garcia André per Zannoni, Garcia André supera il suo avversario, mette al centro per Jata, non arpiona la sfera Jata, riparte Bissuola. Fruttifero il pressing della TM che riconquista la sfera, ora però Jata fa una finta, non aveva capito le sue intenzioni Zannoni, stava ripiegando in difesa, quindi il pallone scivola a lato sotto gli occhi dell'arbitro di Paola Rosi Sansostri. Servito largo Alessio, portiere della TM. Bissuola che prova a destreggiarsi, l'intercetto del numero 6 Silva De Oliveira, poi il pallone che sfila verso Calgaro che lo abbranca e fa ripartire la sua squadra. Le urla dei tifosi del Bissuola a dare una carica a questa squadra che è sotto di 1. Partita naturalmente tutta da giocare. Flamingo Jata che serve Zannoni, il tiro incrociato di Giannoni, c'è una deviazione. Si riprenderà quindi con una palla inattiva per la TM. Si tratta di un calcio d'angolo
che va a batterlo Silva De Oliveira per Zannoni. Ancora lo scambio tra i due, insistito sulla fascia sinistra, dal centro verso la fascia sinistra. Baron, posizione di centrale difensivo. Vettore, bella a lungo di Vettore. Vettore si presenta solo e non riesce a mirare il secondo palo, va al tiro sull'esterno della rete. Aveva la possibilità di effettuare anche uno scavetto sul secondo palo. Vettore era in piena velocità, ha avuto poco tempo per calibrare questo tiro. Ora dalla distanza ci prova il Bissuola, pallone sul fondo. Ha rimesso in gioco Alessio per Zannoni, la palombella di Zannoni intenzionata a servire Silva De Oliveira. Pallone troppo alto, pallone fuori. Chia, Meo, ancora in possesso palla Meo. Vettore particolarmente aggressivo nel modo giusto in questo inizio gara, cerca di recuperare un pallone sul suo avversario, poi ci prova anche Silva De Oliveira, riesce a mantenere il possesso palla il Bissuola. Meo, palombella di Meo che termina direttamente nelle mani di Costantino Alessio. Nicolò Baron, il passaggio di Nicolò Baron. Zannoni preso in controtempo, regala un pallone al Bissuola in zona d'attacco, sulla tre quarti d'attacco offensiva del Bissuola. Meo mette al centro Meo e c'è l'occasione per Secchieri che si trova il pallone lì ma non riesce a dare la zampata vincente con la porta vuota. Occasione quindi per il Bissuola, calcio d'angolo, c'è una deviazione quindi calcio d'angolo. Pallone che viene messo al centro, ci prova di tacco numero 26 Pace, sotto porta, il pallone che termina alto. Doppia occasione del Bissuola. In una situazione il pallone non è stato toccato, in quest'altra è stato messo alto con un colpo di tacco. 7 minuti e 10 secondi di gioco, 1-0 per la TM. De Oliveira per Baron che si accentra, poi il contrasto, due su di lui. Vettore porta il pallone indietro con la suola, va al tiro Vettore, ci mette in scivolata Chia e evita guai per la sua porta. Avanza quindi il Bissuola. Chia, ora ha servito il capitano Alessandro Meo per Chia, su di lui Garcia André che riesce a toccare quel tanto che basta per fermare l'azione del Bissuola che ripartirà da una rimessa laterale. Chia va al tiro, ancora Garcia André, l'ultimo tocco è della formazione veneziana. Time out chiamato da mister Thomas Bragagnolo, 1 minuto di pausa. Minuto che non vuole terminare più.
Le squadre tra poco rientreranno sul terreno di gioco. Time out chiamato da Thomas Bragagnolo. Si posizionano i due direttori di gara, il cronometrista, e si riprende a giocare. Si ripartirà con una rimessa laterale per la TM. Alla battuta Garcia André è in avanti il Bissuola, c'è un fischio, bisognava aspettare il fischio per la ripresa del gioco. Eccolo, Zannoni, pallone sbagliato di Zannoni, poi la conclusione di Meo non sorprende lo stesso Silva de Oliveira. Un'altra conclusione del numero 7 Nalesso, Murata. Viene cambiato il pallone della gara, probabilmente o è uscito o era sgonfio. Il tiro, la conclusione del numero 26 Pace, bravo Alessio perché era coperto a stendersi sulla destra, mentre c'è un fallo probabilmente su Zannoni, non viene sanzionato. Zannoni recupera il pallone per Garcia André che va al tiro, murato dal 26 Pace, poi ancora un 3 contro 2, Garcia André mette dall'altra parte per Baron, Calgaro leggermente in anticipo, in tuffo, agguanta la sfera, poi la lancia lunga però direttamente in fallo laterale. Zannoni, Garcia André, ancora servito Zannoni, Garcia André che lancia a lungolinea, però il pallone sfila alla destra, fuori. Nuova rimessa in gioco di Bissuola con Meo per Nalesso. Intervento di Baron che spezza l'azione della formazione ospite. Ora è servito Marton, su di lui c'è Silva de Oliveira che va alla conclusione, ha soffiato il pallone all'avversario. Silva de Oliveira è andato alla conclusione con un tiro diagonale che però si è allargato troppo rispetto alla porta difesa da Daniele Calgaro. Servito ora Meo, prova all'allungo il passaggio per Rex Pai che non aggancia. Rimessa in gioco di Alessio, teso per Baron che prima controlla bene il pallone, poi gli sfugge e termina fuori. Marton lungo la linea verticale, il contrasto, il recupero della palla della TM con De Vivo, il fallo però di De Vivo, il calcio di punizione per il Bissuola. 9:38 dall'inizio della gara, sempre 1-0 con il gol lampo siglato da Baron dopo nemmeno un minuto di gioco. Ora c'è questo calcio di punizione Bissuola, posizionati Marton che va alla conclusione, Murata, Rex Pai, pallone messo lì da Marton, parato da Alessio, un pallone insidioso, poteva finire sul secondo palo. C'è un fallo del Bissuola, il fallo di Nalesso che colpisce da dietro il suo avversario, calcio di punizione TM. Fallo commesso dalla formazione terza in classifica del Bissuola. Poi mantiene la sfera in campo Nalesso,
Il tiro di Nalesso, l'intervento, la spizzicata con la punta delle dita di Alessio. Non so se questo pallone era destinato alla rete, ma se non in gol molto vicino. Intervento provvidenziale di Alessio. Calcio d'angolo, ancora un intervento di Alessio sul tiro di Marton. Bissuola che sta salendo con le sue azioni, si sta proponendo verso la porta di Alessio. Nalesso, servito Carvaglio, ancora Nalesso sulla destra, si porta verso il centro, supera in questo momento la metà campo con uno scavetto, serve un pallone per Rex Pai che lo mette al centro, voleva tirare, il pallone è deviato, Calgaro sale dalla propria porta, va alla conclusione, Calgaro calibra bene all'inizio del tiro, poi la palla si impenna e termina alta. La rimessa in gioco di Costantino Alessio, Garcia André spinto ma riesce a mantenere il possesso della sfera, Baron, Garcia André, Baron che prova a smarcarsi, poi si ferma e riceve palla, Zannoni, Garcia André, ancora un allungo di Garcia André, buono il controllo di Carvaglio, pallone sul fondo. Ancora Carvaglio che costruisce questa nuova azione di Bissuola, ma c'è il contrasto sulla tre quarti, un doppio contrasto nel gioco dei rimbalzi, alla meglio il Bissuola che andrà alla battuta di una rimessa laterale con Marton a servire Nalesso, ancora Marton, Baron che va al contrasto ma riesce solo a rallentare l'azione del Bissuola che poi chiama in causa Calgaro, il lungo rilancio di Calgaro, il perfetto stop di petto e la conclusione di Rex Pai, insidiosa ma fuori. De Oliveira, Garcia André defilato, De Oliveira esce bene la TM da questa situazione con il Bissuola in pressing, Baron, l'allungo di Baron verso il centro, il tiro di Baron e poi Zannoni, De Oliveira non può far altro che mettere il pallone fuori. La sfera si stava proprio trasferendo verso la parte esterna del campo, De Oliveira l'ha solo spinta in rimessa laterale. C'è un fischio, c'è la ripresa del gioco, era stato per un attimo fermato il gioco dall'arbitro lato tribuna, intervento di Baron che lancia Garcia André, a spazio Garcia André, viene steso, cartellino giallo e calcio di punizione. Cartellino giallo combinato a Rex Pai, anzi no, però c'è il calcio di punizione per la TM. Con Silva De Oliveira che proverà la battuta, la munizione per Andrea Nalesso, reo di aver commesso questo terzo fallo per la sua squadra. Garcia André si accentra, Garcia André va alla conclusione deviata in calcio d'angolo sempre da Marton. La battuta del calcio d'angolo Baron, serve fuori per Zannoni, Garcia André, Silva De Oliveira, Baron, il gol del numero 11 Rex Pai che ha recuperato un pallone a centrocampo,
si è involato sulla destra e ha infilato la porta dell'ATM, il gol di Besnik Rexepaj, 1-1. Dopo il gol lampo dell'ATM siglato da Baron, ora è arrivato il pareggio di Rexepaj, che caparbiamente ha conquistato un pallone all'altezza della metà campo, si è involato sulla destra e ha infilato l'incolpevole Costantino Alessio, che si è trovato a tu per tu col suo avversario. 12 minuti e 57 secondi di gioco. Ancora Bissuola. In precedenza avevamo detto che il Bissuola stava salendo verso la porta dell'ATM, poi però il gol è avvenuto su una ripartenza, su una conquista di una palla in un contrasto. Ora un'altra occasione con il pallone che si impenna, poteva arrivare al ben posizionato Rexepaj, l'autore del gol, ma si è impennata ed è uscita fuori per la rimessa in gioco della squadra in blu. L'intervento di Baron che mette in calcio d'angolo Bissuola, alla battuta Nalesso che chiama una giocata. Largo esterno Marton, il pallone viene messo al centro per due volte, c'è il nuovo tocco di Garcia André, il nuovo calcio d'angolo Bissuola. La conclusione di Marton Murata, ancora un calcio d'angolo e lì da un bel po' di tempo il Bissuola. Ora il pallone viene messo fuori, la conclusione di Nalesso termina alta, Vettore controlla il pallone, avanza Baron, l'intervento in scivolata di Nalesso sbroglia la situazione, Vettore che lotta nella posizione all'altezza del dischetto del rigore, poi riparte il Bissuola col numero 70 Marton che mette alto. Bel passaggio di Garcia André per Vettore. Baron, Garcia André, ancora un pallone perso poco dopo la metà campo, si invola sulla destra Marton, poi però recupera la difesa dell'ATM, stesso errore di prima, pallone perso più o meno all'altezza della metà campo, la squadra avversaria che si è involata sulla destra, questa volta ha ripiegato bene l'ATM e ha sventato l'occasione del Bissuola, che ora manovra la sfera con Carvaglio, poi il pallone schizza via e la rimessa in gioco è dell'ATM. Garcia André per Zannoni, lungolinea per Silva de Oliveira, Zannoni, Garcia André, Silva de Oliveira, ancora Garcia André che serve ancora a Zannoni, poi Baron di prima, passaggio sbagliato, la conclusione del numero 4 Meo, il capitano, con la parata di Alessio, pronto in questa situazione. Ancora un pallone recuperato dal Bissuola con Meo che serve sulla destra, Secchieri non aggancia, Secchieri, riparte l'ATM. Baron per Zannoni, ancora Baron, Garcia André deve fare un po' a sportellate col suo avversario Nalesso. Garcia André compie una prodezza balistica alzando un pallone, ma poi la sfera termina fuori. Nalesso, ora ha servito Meo, ancora Nalesso. C'è una spinta per liberarsi dell'avversario, ma tutto regolare. Nalesso,
manovra la sfera ancora il Bissuola, buon possesso palla per la squadra mestrina, poi l'ultimo passaggio è fuori misura direttamente sul fondo. (15 minuti e 18 secondi), 1-1. Vettore non aggancia a centrocampo. Nalesso alla battuta della rimessa laterale per Meo, dall'altra parte ancora Meo. Nalesso, su di lui Garcia André. Nalesso va al tiro, sparacchia un po' col pallone che gli sfugge dal controllo del piede, termina ampiamente a lato. Vettore che riparte, che si era fermato Nalesso inspiegabilmente, ora recupera un buon pallone Nalesso, 3 contro 3. Garcia André interviene su questo affondo del giovane numero 26 Lorenzo Pace, classe 2000. La conclusione del numero 13 Chia, deve intervenire Alessio sul primo palo di piede, mettere in angolo. Calcio d'angolo dunque per il Bissuola, pallone messo al centro, c'è un nuovo fischio, c'è il cambio palla sul calcio d'angolo, presumibilmente sulla rimessa, su un pallone che è uscito fuori. Zannoni costretto a difendere il pallone con i denti, poi la sfera lanciata da Alessio, bel controllo di Zannoni, poi spreca con un pallone messo lì, non è riuscito a calibrare il passaggio per Vettore. Avanza con la palla al piede Meo a servire Chia, poi il lungo lancio lungolinea non è fermato in questo caso da Secchieri. Si riparte con la rimessa in gioco di Costantino. Alessio, poi Zannoni, fermata la sua intenzione di passaggio, ma rimane la sfera in possesso e poi il pallone rimbalza verso Alessio, lo perde per un attimo. Vettore di tacco cerca di liberarsi del suo avversario, si libera bene, poi in scivolata, costretto ad intervenire in scivolata Chia, fermando l'azione di Vettore, ispirata, ma intervento in scivolata di Chia farà ripartire il gioco con un calcio d'angolo TM. Garcia André mette al centro, Calgaro pronto a due mani, alto, prova la conclusione Calgaro che trova un po' fuori dai pali Alessio, poi è sempre fuori dai pali Alessio e spreca la più ghiotta delle occasioni Alessandro Meo, che si è trovato il pallone con la porta vuota. Nel frattempo ha recuperato la posizione Alessio e a questo punto Meo ha tentato un pallonetto, sembrava tutto abbastanza facile. Ora il tiro dall'altra parte di Garcia André, ma concludendo il discorso di prima, il pallone è terminato alto. La conclusione di Garcia André fermata da Calgaro, gara che si accende in questo finale di primo tempo con occasioni da una parte e dall'altra. C'è il cambio palla per l'infrazione nella rimessa laterale, chiede spiegazioni Garcia André. Ecco servito Alessandro Meo,
che avanza, prova ad avanzare anche il compagno di squadra Lorenzo Pace, ma trova il muro difensivo e la sfera termina sul fondo dietro ai teli di protezione del muro, dai quali esce Alessio per la rimessa in gioco. Il pressing alto del Bissuola, Baron per Vettore, era difficile il controllo di Vettore, infatti poi la sfera termina a lato. 2:35 alla conclusione del primo tempo, 1-1, situazione falli 3-3, quindi presumibilmente non si arriverà al bonus dei falli. Gara fin qui corretta, un solo ammonito, gara molto tattica, ma le occasioni sono fioccate. Ora la TM ci prova con Vettore, cade a terra un giocatore del Bissuola, poi Vettore tocca il pallone che colpisce, si innalza e colpisce una parte del tetto del palazzetto. Passaggio lungo linea, fuori misura. 2 minuti esatti alla conclusione del primo tempo, con il gioco che ripartirà dalle mani di Costantino Alessio. Palla aerea, 2 colpi di testa, poi Vettore viene trattenuto per un braccio, serve Zannoni, chiede il fallo Vettore, passaggio all'indietro di testa di Silva de Oliveira, riparte Zannoni per Vettore, ancora a fare a sportellate col centrale difensivo, poi c'è il fallo, un po' di frustrazione di Vettore che rischia, ma va a chiarirsi con il suo avversario, risparmia il cartellino, si prende solo qualche rimprovero, diciamo così, dall'arbitro. Il tentativo lungo linea questa volta va a buon fine per Rex Pai, che ingaggia una lotta, mantiene il possesso palla, servito ancora Rex Pai, ancora un cambio palla, ed è un peccato vedere questi atleti, lo diciamo più volte, commettere errori così banali per giocatori del campionato di Serie B. Baron, Garcia André, ancora Baron, murato da Pace, pallone sul fondo, Zannoni, Baron, prova a servire Zannoni, il pallone esce fuori. Messa in gioco Bissuola con Nalesso dall'altra parte per numero 70, Marton, ancora servito Marton, di tacco da Rex Pai, Marton che porta un po' a spasso il pallone, poi serve Nalesso, su di lui Vettore, non commette fallo Vettore, riconquista la sfera solo andando al contrasto e proteggendo la propria difesa con il corpo. Baron, Garcia Andrea Baron, un palombella precisa per Zannoni, impreciso invece la conclusione di Zannoni, che ha tirato al volo, voleva calibrare probabilmente all'incrocio del secondo palo, il pallone gli scivola alto. Marton, Nalesso, pressato da Vettore, Nalesso si gira, Garcia André, intercetto a centrocampo, l'allungo di Garcia André,
l'intervento di Inalesso che mette in calcio d'angolo 23-5 alla conclusione del primo tempo. Situazione di palla inattiva buona per l'ATM che si schiera fuori, tutta fuori dall'area. Ora si porta in centro area Vettore, Garcia André, Vettore di tacco, prova il colpo di tacco, Garcia André in una seconda palla cerca di alzarsela per superare Calgaro che è pronto però a agguantare la sfera prima che Garcia André possa diventare veramente pericoloso. Ancora Garcia André, gli ultimi spiccioli del primo tempo, pallone perso dall'ATM, occasione per il numero 11 che ci prova, occasione per Rex Sepai che ha provato un diagonale incrociato che termina sulla parte esterna della rete. Termina anche il primo tempo, risultato di 1-1. Ci risentiamo tra 10 minuti per vedere chi si aggiudicherà questa sfida della 22esima giornata del campionato di Serie B. A tra poco.
Sta per riprendere il gioco qui alla TM Arena per il secondo tempo di questa gara valevole per la 22esima giornata del campionato di Serie B Girone B tra TM Gran Giorgione e Bissuola. All'intervallo risultato di 1-1 il gol di Baron dopo appena 50 secondi di gara e di Rexe Pai per il Bissuola. Bentornati quindi anche nel canale YouTube, oltre che alla pagina Facebook della TM Gran Giorgione, il canale YouTube Futsal Veneto TV. Ringraziamo anche tutti coloro che si sono iscritti a questo canale, continuate a farlo perché ci saranno partite da qui in avanti molto interessanti da vedere di vari campionati. La conclusione con il pallone che sfiora la porta, la conclusione di Carvaglio. Quindi vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Futsal Veneto TV. Vettore Baron, Garcia André, servito Zannoni. Zannoni si propone sulla destra, Vettore all'indietro per Baron, Garcia André. Servito Zannoni, ancora Garcia André che agguanta il pallone, un pallone difficile, poi Vettore va al contrasto, rimessa laterale del Bissuola. Inizialmente era stato assegnato dall'altra parte, ma era evidente anche all'arbitro che il pallone era per il Bissuola. Arbitri che sono il signor Gianluca Moser di Trento. La conclusione di Marton di poco a lato. Gianluca Moser di Trento, Rosi Sansostri di Paola e Davide Baldo di Conegliano al crono. Vettore ingaggia una lotta, mantiene il possesso del pallone, l'ultimo tocco è di Nalesso. Baron per Zannoni, per Garcia Andrea, ancora Baron. Poi il tentativo di passaggio per Vettore, viene preso da Nalesso che si invola, mette un pallone in diagonale, un misto tra un tiro e un passaggio. La sfera che termina direttamente in rimessa laterale. Per la rimessa in gioco di Costantino Alessio, pressa alto il Bissuola, riconquista la sfera, mettendo pressione agli avversari. Carvaglio, intervento di Baron, riparte da dietro Vettore, all'indietro per Alessio, un po' in difficoltà in questo controllo, poi ne esce bene la TM con Vettore che prova ad accentrarsi, ben controllato, Baron prova a defilarsi, ben controllato, Zannoni va al tiro, ben parato stendendosi sulla sinistra da Davide Calgaro. Calcio d'angolo per la TM. La conclusione di Garcia André sotto pressione mette decisamente fuori sul passaggio di Baron da calcio d'angolo. Carvaglio riceve il pallone a centrocampo, in verticale a servire Secchieri, poi sulla destra l'intervento di Vettore, il nuovo calcio d'angolo, questa volta è per il Bissuola. Sulla sfera Carvaglio mette il pallone a terra nella lunette, fuori per Nalesso, largo per Marton, ancora Carvaglio, Nalesso si riparte da dietro. Carvaglio servito sulla destra, prova a fuggire a Garcia André che lo controlla bene, poi serve un buon pallone al pivot, Carvaglio si libera, va alla conclusione
che termina sul fondo, ma vediamo cosa la decisione è per un calcio d'angolo, quindi c'è stato il tocco e l'ammissione che la formazione di casa non aveva toccato il pallone. Bel gesto di fair play con la consegna della sfera che in pratica ridà ragione alla rimessa in gioco della TM. Vettore, Zannoni. Intervento di Calgaro direttamente dalla porta per Secchieri, la conclusione di Secchieri. Le squadre in questo momento stanno praticamente ristudiandosi come nel primo tempo, a parte che il primo tempo è stato spezzato subito dal gol lampo di Baron, poi è salito in cattedra un po' il Bissuola che ha macinato un po' di gioco fino ad arrivare al pareggio, poi da lì si è ripreso con questo secondo tempo con la situazione di Garcia André che rincorre il pallone. Calgaro fa una finta ma tocca per ultimo, quindi è il Bissuola che rimette in gioco. C'era la TM però in pressione alta con Garcia André e con Vettore. Pressione alta che frutta la riconquista della rimessa in gioco per Zannoni, Baron di prima per Vettore, riesce a tenere il pallone incollato al piede Vettore nonostante la continua carica dei suoi avversari. Poi viene chiamato in causa Alessio, il rilancio di Alessio direttamente verso Calgaro che ferma il pallone con le due mani, sposta inavvertitamente la porta e la rimette in asse sulla linea. Non è convinta della posizione giusta della porta l'arbitro e quindi anzi fa riprendere il gioco con una palla a due perché aveva fermato il gioco proprio per rimettere in asse la porta. Da regolamento ci sta tutto, se l'arbitro ferma il gioco poi si riprende con una palla a due, in questo caso la palla è stata consegnata a Calgaro, una formalità ma giusta interpretazione del regolamento. Nalesso per Meo, bella lungo sulla destra e la conclusione di Marton che colpisce l'asse portante della porta. L'impressione di aver colpito il palo, in effetti ha colpito l'asse che mantiene la rete, esterno quindi alla porta. Garcia André, passaggio millimetrico di Vettore per Baron con il rischio di intercetto dell'avversario. Ora però è la TM che prova a ripartire con Vettore che riesce a recuperare un pallone fermato dall'avversario, poi si ripropone la TM che sta riprendendo il suo gioco fatto di passaggi fitti e l'ultimo passaggio di Vettore intenzionato a servire Garcia André. Buona l'intenzione, ma no, il giocatore, il capitano della TM non riesce a raggiungere questa sfera. Meo e il Baron che conquista la sfera e va al tiro. Silva de Oliveira non lo incrocia, il pallone finisce stretto sull'esterno della rete. Occasione però per la TM con un 2-0 praticamente. Quinto minuto abbondante della ripresa, risultato sempre fermo sull'1-1, quello prodotto dalle due squadre nel primo tempo.
Viene ripreso il pallone che era in gioco, ce n'erano due più comodi sul tavolo del cronometrista. Zannoni per Garcia André. Lo lungo di Garcia André, la velocità, la punta di velocità, poi col corpo protegge il pallone il difensore del Bissuola. Si tratta di Pace e ferma l'azione convinta di Garcia André. Ora è convinto invece Marton, che fugge sulla destra e da una posizione piuttosto angolata segna il gol del 2-1 per il Bissuola. 5 minuti e 31 secondi di gioco, il gol di Giacomo Marton. Spezza la gara quindi il Bissuola con questo gol, un bellissimo gol di Marton, che si è costruito tutto da solo sulla fascia destra, poi da posizione piuttosto angolata è riuscito a insaccare mirando il palo opposto. Zannoni per Baron, ancora Zannoni, la pressing del Bissuola, riconquista la sfera, poi Baron fa una lotta a centro della sua area con gli avversari, mantiene il possesso della palla, si spiega con i giocatori del Bissuola, anzi con il mister del Bissuola, spiega cosa è successo dentro all'area. Garcia André, pressa alto il Bissuola, Garcia André prova ad andare via, viene commesso fallo e c'è anche l'ammonizione. Ammonito Chia, che è reo di aver commesso il fallo su Garcia André. Non era un fallo molto evidente, ma l'azione di Garcia André era tale da giustificare il cartellino giallo, perché si stava lanciando proprio dritto verso la porta. 2-1 Bissuola, 13:41 alla conclusione della gara. Sezione falli 1, Bissuola 0 TM in questo secondo tempo. TM che ora proverà naturalmente a reagire, ha tenuto molto bene tutto il primo tempo, poi anche l'inizio della ripresa, una prodezza di Marton ha spezzato la partita, che ora la TM è intenzionata a riprendere in mano. Andrà la rimessa in gioco Lorenzo Pace per il Bissuola, serve Rex Sepai, si gira Rex Sepai, su di lui c'è Zannoni, nuovo calcio d'angolo. Calcio d'angolo per Bissuola, con i giocatori che si muovono a centro area, il sfera che viene messa direttamente sull'esterno della rete, nulla di fatto. Zannoni pressato, pressa altissimo il Bissuola, Zannoni si libera Garcia André ma non riceve la palla, riparte la formazione di Mestre, Meo, 26 Pace. Bel contrasto e che bella riconquista a sfera di Silva de Oliveira. Poi Garcia André si invola tutto solo, 2 contro 1, serie di passaggi, la possibilità di andare alla conclusione per Rex Sepai, non la effettua, ma in una seconda, terza, quarta palla interviene da dietro il numero 26 Lorenzo Pace, che con una puntata mette un bel sigillo a questa gara. 3-1
Bissuola, il gol di Lorenzo Pace. Il pallone era rimasto lì dopo una serie di tentativi di conclusione del Bissuola. È arrivato dalle retrovie Lorenzo Pace che con una puntata ha infilato l'incrocio. Alessio ora messo in difficoltà con questo appunto Bissuola che sta costruendo il suo vantaggio con un pressing molto alto che mette in difficoltà la difesa dell'ATM che fa fatica a uscire dalla propria zona difensiva. Pace, ancora servito Pace che poi butta via il pallone praticamente. Verrà senz'altro perdonato per questo errore veniale dopo il splendido gol del 3-1. Vettore che nel tentativo di conquistare il pallone commette fallo, calcio di punizione Bissuola. Battuto il calcio di punizione da Chia, servito ancora Lorenzo Pace, poi dall'altra parte Nalesso che serve Lorenzo Pace che va alla conclusione commettendo fallo, trova anche la porta ma aveva già commesso fallo, il gioco era già fermo. Ancora Bissuola che si propone in avanti, poi cade a terra un giocatore in blu e riconquista la sfera l'ATM che riparte con un po' di affanno. Ora il passaggio all'indietro di Alessio, chiamano il fallo di seconda i giocatori veneziani. Vettore si accentra, Vettore, il tiro di Vettore, la conclusione messa in angolo. Piccolo giallo 30 secondi fa col pallone che è stato toccato da Costantino Alessio dopo essersi spossessato probabilmente, anzi sicuramente, comunque sicuramente a giudizio degli arbitri è stato rimesso in gioco. Ora la conclusione di Garcia André con Calgaro che si era gettato sulla sua sinistra, poi con praticamente i piedi, con le gambe ha fermato questo pallone che era indirizzato dall'altra parte. La conclusione di Zannoni, Murata, la ripartenza del Bissuola con Pace, poi Zannoni ci mette il piede e la rimessa in gioco è veneziana. Lungolinea, prima c'è un autoscontro, un spalla a spalla. Garcia André, Vettore, Silva de Oliveira, Baron, Garcia André. Per Vettore, su di lui due avversari, si libera dall'altra parte Garcia André, gli stessi due si portano su di lui, poi Baron, ancora Garcia André, lungo la linea sulla fascia sinistra, mette il pallone per Baron, la conclusione di Baron, la staffilata di Nicolò Baron che termina un metro fuori dalla porta. Ora è il TM che pressa gli avversari, si libera bene il Bissuola ma il pallone è troppo lungo per Nalesso che tenta anche di arpionarlo in scivolata. C'è il timeout della TM, 3-1 Bissuola, timeout qui alla TM Arena di Tombolo.
Squadre nuovamente in campo dopo il minuto di time out chiamato da mister Thomas Bragagnolo sul risultato parziale di 3-1 per il Bissuola. Dopo che il primo tempo è terminato 1-1, il Bissuola ha allungato a inizio ripresa con le reti di Marton e Pace al quinto e al settimo nel giro di 1 minuto e mezzo. I 2 gol del vantaggio degli ospiti. Sarà ora una rimessa laterale a favore del Bissuola. Si porta Chia alla battuta dopo aver recuperato il pallone che è terminato nell'angolo del palazzetto. Con calma Chia. A conclusione di Marton, subito murata da Garcia André. All'indietro per Nalesso, Marton, su di lui Baron. Pallone che rimane in possesso del Bissuola con la rimessa laterale. Intervento di Silva de Oliveira che prova a cambiare fronte verso Vettore. Poi c'è l'ultimo tocco della formazione allenata da Nicola Paglianti, quindi TM che batte questa conclusione di Garcia André, il colpo distinto di Calgaro che ha visto arrivarsi una fucilata, ma anche solamente per la sua incolumità, perché il tiro era proprio indirizzato verso il suo viso con un gran riflesso, ha messo alto, di nuovo in calcio d'angolo, ancora un calcio d'angolo per la TM. La conclusione di Baron, fermata a centro area da Nalesso, poi esce Alessio, riparte il Bissuola. Nalesso, intervento di Alessio, poi sulla palla messa lì da Alessio è Chia che in girata dalla destra realizza il gol del 4-1. 10 minuti e 36 secondi di gioco, il gol di Bissuola, il 4-1 di Bissuola, il gol di Gianmarco Chia. TM che prova a ricostruire la sua gara decisamente in salita a questo punto a 8,56 con un +3 per gli avversari, con questo errore di Garcia André che nel tentativo di dribblare il suo avversario, vedete la sfera oltre la linea nera che delimita il campo. Poi il rilancio di Nalesso è fuori misura, praticamente gli restituisce la sfera. L'anticipo di Nalesso su Vettore. La TM è lì, pronta a pressare alto. Garcia André che lotta, poi il tiro dalla distanza, retrocede velocemente Alessio, aspetta che il pallone termini in area e lo ferma. Zannoni pressato, Baron. Bello spunto di Baron difensivo, poi viene fermato, messo giù, calcio di punizione per la TM, cartellino giallo al giocatore della TM. Si tratta di Giacomo Marton. L'azione di Baron fermata da Marton con conseguente giallo. TM Gran Giorgione col portiere di movimento Garcia André.
Palla che attraversa una parte, da una parte all'altra del terreno di gioco, ma ancora non va in profondità. Un assaggio lo fa Baron, ora il pallone profondo, ma Baron manca la conclusione, il pallone gli sfugge sotto alle gambe, ma sempre in possesso però della sua squadra. Baron entra in area, Calgaro si immola e va alla conclusione dalla distanza con il tiro che sfiora il palo. Il Bissuola, occasione per il Bissuola, la rimessa in gioco è per TM con Silva de Oliveira, sempre con la maglia del power play. Si porta in avanti Silva de Oliveira, la porta della TM naturalmente è vuota, riprendono le posizioni i giocatori trevigiani, Baron, Silva de Oliveira, Garcia André, Baron, giro palla del TM in cerca sempre di una profondità. E c'è una finta un po' strana di Zannoni. Vettore non ha capito le sue intenzioni, il pallone è terminato fuori, è rientrato, anzi no, non è rientrato Alessio, rimane in porta Silva de Oliveira che protegge il pallone tornando all'indietro, poi la conclusione di Pace con la porta vuota ma la sfera che termina alta. Una situazione per liberarsi della sfera, quella di Pace, per liberare la propria metà campo. Ora c'è la porta vuota, ma Baron riesce a intercettare il pallone da posizione di portiere pur non vestendo quella maglia. Poi Vettore va alla conclusione, si è fatto male, Baron cade a terra, battuto la mano per terra. Si rialza Nicolò Baron che zoppica, l'arbitro che va a riprendere, mister Thomas Bragagnolo, invita i dirigenti a sedersi, in piedi può stare solo uno, c'è la munizione per Baron, non sappiamo il motivo ma sicuramente l'arbitro avrà i suoi buoni motivi. E si riprenderà con Calgaro che rimetterà la sfera in campo con le mani. Calgaro corto per Nalesso, subito sale il pressing della TM, si porta in avanti Silva de Oliveira, Garcia André, Baron, ricomincia il giro palla, la formazione di casa. Qui a questo punto deve fare anche i conti con il cronometro. Vettore, Silva de Oliveira, Garcia André, Zannoni, palloni che passano tutti tra i piedi di Garcia André. Ora è Zannoni a mettersi al centro, pallone per Vettore, Zannoni, la sfera che viene messa bene al centro da Baron sul secondo palo, anticipato Garcia André, posizionato sul secondo palo prima che possa concludere a rete. Ci sarà ora una rimessa laterale per la TM. Alla battuta Zannoni, tutta posizionata in difesa a rombo. Il Bissuola aspetta gli avversari, gli lascia manovrare la sfera, poi quando cercano di affondare, ecco che però in questo caso c'è stato il tentativo di conquista palla di Meo, non riuscito, poi Calgaro rilancia lungo, il tocco ad alzare la sfera che tocca
il soffitto della TM Arena. Nuova azione TM. Garcia André questa volta si è spostato sulla destra, posizione centrale Baron, ora Zannoni. Baron di nuovo per Zannoni, difende bene, poi Zannoni recupera, i giocatori del Bissuola vanno al contrasto, poi Zannoni accompagna la sfera fuori, l'ultimo tocco è del Bissuola, possesso palla rimane per la TM. 4:47. Vettore Garcia André. Fatica ad affondare il portiere di movimento. Bissuola è ben posizionato, molto attento, anche esperto in questa situazione di uomo in più per gli avversari. Uomo in più naturalmente nella fase di gioco, perché le due squadre sono sempre 5 contro 5. Baron per Silva de Oliveira, che ci mette un po' a controllare questo pallone, poi Baron, Silva de Oliveira, Zannoni, Garcia André, si accentra Garcia André, va alla conclusione, esterno rete. C'è questo cambio che poteva costare il cambio palla, il cambio di giocatore in battuta della rimessa laterale, è rimasto nei tempi Carvaglio. Ora ha servito Calgaro, rilancio di Calgaro, troppo esterno, chiede scusa. Ancora Baron che porta su, si incarica di superare metà campo. Garcia André va alla conclusione, si oppone Meo. Sembra molto sicura di sé la formazione veneziana in questa situazione tattica. Ora però affonda il TM e ancora c'è un intervento di Nalesso che mette in calcio d'angolo. Zannoni, Baron, Garcia André, Vettore al centro, pronto Carvaglio, Zannoni all'indietro ancora per Baron, in profondità per Silva de Oliveira che però riparte da dietro. Zannoni, ancora servito Silva de Oliveira, e l'ultimo passaggio di Zannoni troppo alto per uno stanco Garcia André che non poteva raggiungere comunque questa sfera, e riparte il Bissuola con questo pallone buttato via, ma poco male per la formazione di Nicola Paglianti, che si avvicina al finale di gara ancora forte dei suoi 3 gol di vantaggio a 2:28 della conclusione. Ricordiamo i marcatori: è andato in vantaggio la TM Gran Giorgione con Baron al 50° secondo del primo tempo, poi il recupero nella prima frazione con il pareggio di Rex Pai. Nella ripresa tra il minuto 5:35 e il minuto 11 3 gol, e ora viene anche il quarto. Il pallone messo al centro, la porta è vuota, sigla la rete Nalesso, il 5-1 del Bissuola, il gol di Andrea Nalesso.
Partita praticamente chiusa dal Bissuola in questo secondo tempo ordinato, che ha prodotto ben 4 reti dopo la prima frazione assolutamente equilibrata, sicuramente equilibrata nel punteggio, ma nella ripresa il Bissuola ha fatto valere la propria forza, la propria personalità e ha allungato, decisa, tant'è che a 2 minuti dalla conclusione è 5-1, e con un'altra azione e un altro gol del Bissuola, l'azione in solitaria dritto per dritto di Rexepai, il gol del 6-1, la rete di Besnik Rexepai. Ultimi 100 secondi di gara con Alessio che controlla il pallone, poi si vede arrivare Rexepai vicino a lui, mette fuori. Ancora una conclusione e stavolta Alessio con un guizzo felino riesce ad impedire la tripletta per Rexepai, che sotto porta forse è andato un po' senza quella cattiveria che è tipica quando il punteggio è in bilico, ma è stato veramente felino l'intervento di Alessio. Ora c'è un pallone toccato dalla TM, il calcio d'angolo. Pallone fuori per Pace, anche lui a segno in questa giornata vincente per il Bissuola, che quindi guadagna altri 3 punti per la sua classifica, rimane in terza posizione, si porta a quota 42. Garcia André, Silva de Oliveira, all'indietro De Vivo, è entrato anche il numero 23 del TM, Massarotto, un classe 2006, 16 anni. Massarotto riceve il pallone, serve Silva de Oliveira che la mette, gli rende di nuovo la sfera, ma la difesa del Bissuola anticipa la possibile conclusione a rete di Gianmarco Massarotto. Porta la maglietta di Silva de Oliveira Massarotto. Ora va la conclusione con il tiro che esce largo. Dove è andato Calgaro non si sa, è entrato da una parte e uscito dall'altra, dietro i tendoni della TM Arena. Meo riconquista sfera la TM. De Vivo, Garcia André, De Vivo, il tentativo di anticipo di Meo, guadagna comunque la rimessa laterale, 11 secondi alla conclusione, 6-1 Bissuola, lo slalom del numero 9 del Bissuola Sebastiano Pinato, in classe 2005, termina l'incontro, vince il Bissuola 6-1, primo tempo terminato 1-1, poi nella ripresa la formazione di Mestre Venezia, Mestre Carpenedo, il Bissuola conquista i 3 punti che sulla carta erano pronosticabili, ma dopo l'inizio di gara con la TM che era andata in vantaggio è stato messo tutto in discussione fino al quinto della ripresa, dove è iniziato l'allungo. Quindi termina anche questa 22esima giornata
Ringraziamo nuovamente tutti coloro che si sono iscritti alla pagina YouTube, la nuova pagina YouTube di Futsal Veneto TV, dove potremo vedere numerose partite da qui in avanti. Ringraziamo la troupe composta da Andrea e Michele Di Giambattista. Un caro saluto da Enrico Guidotti e buon futsal a tutti.